Este demoro spusta bandera che fura su coro e porta prodono, gloria del coro in tutto giardino. Bandera e compone gioiosa in noi costeras. Este demoro scusta bandera che fura su coro e porta prodonos, gloria e decoro in tutto giardonos. La bandera danos idea de esa carretera e entonces manera toda pomposa bandera in aera. Este demoro scusta bandera che fura su coros. Più grande operazione di unità mai fatta nella storia della Sardegna moderna. Mai è successo fino ad oggi che le forze nazionali sarde si sedessero stabilmente a un tavolo, costruissero un progetto comune e adottassero una comune strategia. Questa vita se ne sta andando velocemente. Allora dobbiamo vivercela, dignitosamente, allegramente, appassionatamente. Aiuchiamo sopra dessa spara nostra una responsabilità caricata da generazione e generazione del sardo schisoli stufoso di non contare, in domissoro di non decidere tu destini soro. Questa responsabilità che noi giochiamo sopra. E noi abbiamo deciso dell'esprimere. A dare ai sardi quello che meritano, cioè l'autogoverno della Sardegna. Quello che è importante è oggi provare a far entrare in ogni bar, in ogni quartiere, in ogni paese, in ogni circolo, al mercato, a scuola, sul luogo di lavoro, provare a coinvolgere più persone possibili. Buonasera, buonasera, ben arrivati. Ben arrivati, siamo commossi noi, ecco, avete i cartelloni, ecco, potete anche farli
farli vedere. Siamo commossi noi e vedo gente commossa nelle prime file, questo forse è il momento che aspettavamo da tanti anni, da tanto tempo, ed è veramente incredibile vedere tanta gente qua, tante persone che sono arrivate a fare festa con noi stasera. Stasera più che di politica parleremo di festa, è una serata di festa per la Sardegna, è una serata di festa per il nostro movimento, un movimento che vuole lavorare per il riscatto di quest'isola, e stasera vi accompagneremo a rievocare quella che è stata questa campagna elettorale intensissima. In un mese abbiamo fatto qualche migliaio di chilometri tutti insieme, abbiamo toccato mi pare 72 centri, siamo andati noi, visto che non c'era la possibilità di arrivare attraverso i mezzi di comunicazione che ci hanno sistematicamente ignorato e ci stanno ignorando anche stasera nonostante qua ci siano oltre 500 persone, siamo andati noi a farci conoscere, a parlare con le persone e a spiegare e a sentire da loro spiegare quello che noi volevamo fare e a sentire da loro quello che è necessario fare per dare una speranza alla Sardegna. In tanti ci chiedevano e ci siamo chiesti noi per primi se era davvero il caso di scendere in campo già in occasione delle elezioni politiche italiane. Credo che la migliore risposta ce l'abbiate data voi nel corso di questo mese, rispondendo anche a chi ha sostenuto che il voto a noi fosse un voto buttato, che il nostro impegno fosse un impegno sprecato. Qui, oggi, in questo mese, è partito il primo chilometro della nostra maratona, una maratona che ci porterà, insieme a voi, a cambiare la Sardegna. Grazie ancora. Chiedo a Giulia Lai di avvicinarsi sul palco. Vado? Ok. Buonasera, io sono Giulia Lai, sono sarda, in particolare sono di Quartu. Mi è stato chiesto di esporre le motivazioni per le quali io mi ero avvicinata al progetto Autodeterminazione. Mi sono appoggiata a questo progetto perché io ho deciso consapevolmente dopo i miei studi di rimanere in Sardegna, e rimanere in Sardegna per me significa essere felice. Felice perché potevo godere del mio mare, della mia aria e del mio cibo. Però appunto purtroppo queste risorse, queste ricchezze vengono attaccate costantemente dall'esterno. Sono anche una di quelle persone, diciamo, che è incondizionata, è incontaminata dalla politica perché non ho mai fatto politica. Però ho sempre deciso consapevolmente il mio voto. Pertanto ho semplicemente fatto un'azione molto semplice. Ho saputo del progetto Autodeterminazione, sono andata su internet, ho verificato cosa dicevano i personaggi che venivano candidati da questo progetto, ed erano tutte persone che si sono sempre battute per la Sardegna. E dopodiché sono andata a sentire i loro comizi e ho potuto appunto constatare che effettivamente era così. Persone che appunto hanno difeso e difendono la Sardegna dagli attacchi esterni, da chi crede che la nostra terra sia una terra di conquista e non una terra da proteggere. Pertanto ho deciso di votare Autodeterminazione, l'ho deciso perché ritengo innanzitutto necessario al fine di far sentire la nostra voce oltremare dal 4 marzo in poi, e poi perché appunto rappresenti un percorso che spero si realizzerà poi nel 2019. Quindi il mio è sicuramente un voto non di protesta assolutamente e nemmeno di alternativa, è un voto di speranza, una speranza che spero che aumenti soprattutto per le mie e le possibilità di quelli che sono i miei coetanei. Grazie. Sono Francesco Casula, sono di Ollollai, ho 72 anni, faccio politica da sempre, ma in modo particolare da 30 anni avevo un sogno, che oggi si è inverato. Da 30 anni io aspettavo che il pianeta indipendentista, autonomista sardo, si mettesse insieme in alternativa ai partiti italiani, perché io mi accorgevo sempre di più in questi 30 anni
che la questione sarda è stata derubricata dall'agenda dei governi italiani. E quando dico derubricata dico cancellata del tutto, perché la Sardegna in questi ultimi 30 anni in modo particolare non ha avuto una sua rappresentanza parlamentare. I partiti presenti in Sardegna sono filiali delle agenzie madri e i parlamentari eletti rispondono non ai bisogni, agli interessi dei sardi, ma agli ordini dei partiti di riferimento. Sono questi parlamentari, mi via di scapende una parola amara, Zeracoso, un mio amico filologo mi ha detto che l'eloquio e il lessico deve sempre mantenersi a un livello alto. Il dramma è che io penso veramente che questi siano Zeracos, nel senso che sono all'interno di un meccanismo neofeudale, ricevono l'investitura dai loro gerarchi milanesi o romani, non importa, assicurando loro una fedeltà canina, per cui il loro problema è essere candidati ed eletti dai loro gerarchi e non rispondere invece a quelli che sono gli interessi della Sardegna. Il mio sogno si sta realizzando parzialmente, si realizzerà del tutto probabilmente nel corso dell'anno che sta per arrivare, perché noi finora abbiamo giocato il primo tempo della nostra partita. A questo proposito occorre che il secondo tempo lo giochiamo con molti più giocatori, tutti di ruolo, tutti in prima fila, senza riserve e senza comprimari, perché noi non dobbiamo rivolgersi agli indipendentisti, dobbiamo rivolgersi all'intero popolo sardo. Gli indipendentisti dovranno essere il lievito, la guida di questa nuova rivoluzione culturale, sociale e nazionale. E finisco con una citazione di un grande storico greco del 400 a.C. La nostra battaglia è certamente per un programma, per obiettivi parziali, ma la nostra battaglia è soprattutto perché non succeda più che i più potenti esercitino il potere e i deboli vi si sottomettono. Grazie. Ogni anno 7.000 giovani che emigrano e 3.000 nati in meno. I sardi annientati e dispersi. 25 anni in mano ai trasseris dei partiti italiani. Non solo ci impediscono di vivere, ma anche di nascere. Vota Sardu. Sarà una rivoluzione tranquilla, ma sarà una rivoluzione. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti oggi qui
2 marzo, la chiusura di questa campagna elettorale. L'avete visto, mi presento, sono Mariella Multinu. 2 parole per dirvi cosa è stata la mia campagna elettorale. Intanto è stata una delle prime campagne elettorali, molto emozionante, dura, faticosa per me perché ho il terrore di parlare in pubblico. Abbiamo superato anche questa, quindi la mia rivoluzione è piccola, c'è stata anche per questo. 2 parole per dirvi che io ho paragonato la mia campagna elettorale a uno dei tanti allenamenti che faccio in ciclismo, una salita dura dove parti quando tutto è allineato, testa, cuore e gambe, poi arriva la crisi, non voluta, assolutamente non sperata. E piano piano rilancia la bicicletta, si parte, si riparte, si scollina e a 50 km da casa le gambe iniziano a girare, arrivi a casa, stacchi i pedali e hai già in testa il prossimo giro. Quindi oggi sono qui, dopo le crisi, ho staccato i pedali, ma domani ci sarà già il prossimo giro in testa e ovviamente in salita, perché sono le salite quelle che entusiasmano i ciclisti. Grazie. Speriamo bene, ricordiamoci che il 4 marzo la rivoluzione è per tutti. Buonasera a tutti, sono Marina Piras, provincia di Sassari, e quindi parliamo un attimino dell'esperienza della campagna elettorale. Giusto così immediatamente da dire subito, è stato un momento di grande arricchimento, un grande arricchimento perché ci ha permesso di stare vicini alla gente, di sentire i bisogni della gente, le esigenze della gente, l'esigenza anche di misurarsi forse con un nuovo progetto e di avere a che fare anche con persone diverse. È stato importante perché per noi, per me e per tutti noi è stato un individuare, un capire, un comprendere di essere in grado di potersi mettere a disposizione, di doversi mettere a disposizione, di essere in grado di dare risposte. Dare risposte col nostro programma che ritengo sia l'unico progetto politico per la Sardegna, favorevole per la Sardegna. Quindi tornando a noi è stato un momento di grande arricchimento, un arricchimento appunto per tutti quanti, quindi un grande che siamo riusciti a costruire un grande patrimonio umano. Una ricchezza che deve restare, che deve essere coltivata e che deve restare anche oltre il 4 marzo ed è una ricchezza questa che deve restare a disposizione del nostro progetto per tutti. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Carta Maria Brigida, sono di Serdiana, sono candidata per il Collegio Sud Sardegna alla Camera dei Deputati. Questa campagna elettorale per me è stata spantosa, poi ti hanno fatto altra, ma come ti gustano, poi ti ha fatto via me da gente e me da mantinau, fiadora, e poi sciu anche a votai. Quindi questo mi ha fatto comprendere che la Sardegna via aspettando autodeterminazione. Ho pensato quindi che questa rivoluzione che è incominciata, nessuno dà da fermare il bruso.
ed io a continuare a traballare, a fare questa bella esperienza, a essere orgogliosa di aver fatto anche una cosa a vostra Sardegna nel mio piccolo. Grazie. Buonasera a tutti, sono un po' emozionata perché sono un'attivista, non sono una politica, quindi per me non è facile parlare davanti a tutti. Grazie. È la prima volta che faccio politica attiva. Devo dire che è stato molto emozionante e molto appassionante perché abbiamo trovato persone per strada che non avevano un'idea precisa, erano stufi e sono stufi di questa politica che ci ha ridotto come ci ha ridotto. Devo dire che la gente, soprattutto i giovani hanno avuto, sono quelli che quando parlavi di coscienza sarda, cioè di appartenenza a un popolo, sono quelli che hanno reagito nel modo migliore. Io non me l'aspettavo, devo dire la verità. Quindi come dire, spancavano gli occhi e sorridevano, perché in noi forse hanno trovato qualcosa, hanno trovato un obiettivo, quello di unirsi sotto un'unica bandiera, e noi vogliamo questo. Quello che dicevo era questo: siamo per la prima volta tanti partitini sardi che si sono uniti, associazioni, movimenti che hanno fatto veramente la battaglia per i sardi fino ad ora e che per la prima volta sono sotto un unico simbolo. Allora noi, diciamo, questo è l'inizio, molti dicevano ma questo voto è inutile perché prenderete una percentuale che non vi permetterà di avere dei rappresentanti. La risposta è sempre stata questa: non è un voto inutile, perché noi per la prima volta stiamo dando un segnale forte di essere come popolo, siamo veramente finalmente uniti solo sotto un unico simbolo, in questo caso su Garrabusu, che è stata un'idea geniale di Valentina e di tutto il popolo dei Garrabusu. Diciamo che il nostro intento è quello di unire i sardi con un'unica lingua, un unico popolo e un'unica bandera. Questo è solo l'inizio e noi questa volta con queste elezioni politiche daremo un segnale forte che ci permetterà poi di andare direttamente, stiamo prendendo la rincorsa per andare alle regionali e prenderci la regione, per governare la Sardegna noi sardi, con quello che vogliamo noi e che ci spetta di diritto. Non stiamo andando a chiedere elemosina a tutti, dobbiamo prendercelo perché ci spetta di diritto. Questa è una rivoluzione e i giovani vogliono partecipare a questa rivoluzione. Quindi la cosa principale, Anthony, è quella di trascinare i giovani, perché sono loro che secondo me in prima fila saranno quelli che faranno la rivoluzione con noi. Grazie.
Salute a todos, perdonami, devo pure se un po' emozionato. Deo minaro Alexis Baranger, già da suo nome si potete comprendere che sei foristeri, sei nascito in Francia e tanto proite uno francese deve seguire una campagna elettorale con sus independentistas e sus autonomistas. Deo vivo in Noghe, come tenara da sa canzone sa Sardegna ti fura da Succoro e a mia Succoro da Furau, meda. Pensando su a proseguire questa campagna che Deo tengiu un'ispera, Deo chiedo a barrare in Noghe, traballare in Noghe, studiare in Noghe, morrere in Noghe, spero che Deo mi intendo sardo. Deo sei foristeri ma mi intendo sardo. E tanto così spera il forte che sa Sardegna che vivo cada dia, no es sa Sardegna de Sartrassas, no es sa Sardegna de esos candidatos che si candana in continente cercare un seggio elettorale, no es sa Sardegna de esas bases militares, no es sa Sardegna de su inquinamento, no es sa Sardegna de su gáncaru, no es sa Sardegna de todos los jóvenes amigos meus que si candana a forza, que son disterrados pro cercare una laurea, no es questa sa Sardegna che vivo, sa Sardegna che stimo, che vivo, che cherzo, sa Sardegna che stinoghe questo sero, questa Sardegna poderosa, fiera, che chiede di andare in antisi, in parisi, pro fraigare una nazione. E dopo su francese bene erano genovesi che diventava sardo, Fabrizio De André. Grazie. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del St. Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte e mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del St. Creek. Sognai talmente forte che mi uscì sangue dal naso. Il lampo in un orecchio e nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. E ora i bambini dormono nel letto del St. Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte,
c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tira una freccia in cielo, fallo respirare. Tira una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint-Cré. Son persi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi tutti e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. I bambini dormono sul fronte del sangue. Grazie. Grazie mille. Hanno suonato per noi Andrea Deiana Porcu ed Enrico Puzzolu. Grazie. Appena finisce la musica ti metti al centro. Buonasera a tutti. Felice Musa di San Luri, candidato alla Camera dei Deputati per il Collegio Sud Sardegna. La mia campagna elettorale cos'è stato? Soprattutto un impegno inaspettato, un po' improvviso, però una chiamata alle armi che non potevo eludere. Mi ha comportato di dover gestire diversamente il mio tempo, mi ha dato la preoccupazione di trovare energie. Ho avuto il conforto di sapere che quello che avrei dovuto dire, il messaggio che avrei dovuto portare, evidenziare, non era altro che quello che da sempre pensavo, che naturalmente ricalcava in pieno quello che poi abbiamo sviluppato come progetto. Le energie mi sono derivate soprattutto dal fatto che le persone ai quali mi rivolgevo, ai quali presentavo questo messaggio, rispondevano in modo positivo. Ho avuto la sensazione che molti aspettassero che noi ci proponessimo, che noi portassimo qualcosa. Mi hanno dato forza, mi hanno dato emozione, mi hanno dato voglia di continuare ad impegnarmi. Mi hanno dato tanto. Un'ultima cosa, il piacere di aver fatto questo percorso con delle persone splendide che in buona parte non conoscevo, che sono i miei compagni in questa avventura. Grazie a tutti. Benvenuti a tutti. E ti mi ha dato questa campagna elettorale a me. Dei ha toccato 1000 persone in tutto il modo. E io mi hanno toccato a me. Un uomo anziano mi ha basato pure in bucca. Cioè, sa contentezza, su non tornare a toccare, su non tornare
chi fumi bioso, a poi gente che fu di canno si serrati in domo e si è avvicinata piano piano, a poi gente che non vota io dai a non meta e si è avvicinata e quasi proprio timido e non si è toccato a bisi fumi bios, a bisi fumi vero, a vedere si esistimisi e noi esistimo. E questa cosa più bella è che non siamo pagos, ma siamo un meta e se noi non tocchiamo tutto ad cambiare questa cosa, abbiamo paura pure di non toccare, abbiamo paura pure di non basare, ma questo in questa campagna elettorale è stata una cosa bellissima e devono che toccare sempre di più e mi pare difficile a toccare a tutto, però so chi voto lo tocco senz'altro. Salute a tutti, tranquilli, non devo fare nessun comizio. Siamo stati in lungo e in largo in quest'isola e tutti ci hanno acclamato e mi fa piacere che oggi ci sia tanta gente. Certo, io mi sono dovuto fare in due, ho dovuto fare arringhe e ho dovuto fare comizi e come succede in questi casi e ho fatto confusione. E l'altro giorno ho fatto un comizio davanti al giudice, chiedendo la libertà. Però ho chiesto la libertà del mio assistito e è stato immediatamente liberato. E quindi cosa significa? Che i nostri comizi hanno certamente funzionato e speriamo che venga liberato questo popolo. Grazie.
Natascia. Eccola. Buonasera a tutti. Raccontare questa campagna elettorale non è semplice perché è stata frenetica, ci provo per fotogrammi, se mi consentite è proprio una carrellata velocissima di momenti diversi che sono un po' intimi e che sono però anche collettivi. C'è un fotogramma che mi viene in mente, naturalmente è il primo incontro, il primo dei tanti incontri che abbiamo fatto a Porto Torres, che è stato il primo di un inizio, sono stati tanti, diversi, in un crescendo di presenze che ci rassicurava, insomma, che la strada fosse quella giusta. Un altro fotogramma è la mia macchina, sempre in disordine, piena di materiale elettorale, di volantini che uscivano da una parte e dall'altra, di adesivi che non sapevo mai bene dove attaccare, perché mi sembrava che ogni angolo dove mi girassi ce ne fosse già qualcuno sistemato. Un altro fotogramma sono i miei studenti già grandi che mi dicono: cosa stai facendo? Ci spieghi qual è il progetto che politico che stai presentando? Un altro fotogramma è la mia famiglia, il mio compagno che mi dicono: forza che siamo sulla strada giusta, Natascia. E un altro fotogramma sono i miei compagni e le mie compagne di Alghero, con le quali ci siamo messi lì a organizzare gli incontri, con quell'attenzione che voi potete immaginare c'è sempre quando si sta organizzando qualcosa, che ti aspetti sempre che le cose vadano per il meglio e che fino all'ultimo momento, insomma, sei lì che la pelle insomma vibra. E i fotogrammi sono anche quelli dei post incontri, tutti rigorosamente salsiccia, formaggio, pane carasà, una dieta dalla quale bisognerà riprendersi, ma che aveva poi con sé tantissimo affetto e tantissimo calore. E sono quegli agricoltori di Alghero che in uno dei 3 incontri che ho fatto mi guardavano all'inizio, ci guardavano un po' depressi dalla politica che loro stanno vivendo in questi anni, che alla fine mi dicono: Natascia, sai che forse questa è la strada giusta. E poi l'ultimo fotogramma è un momento proprio dell'altro giorno di rientro forse da Bonorva, in macchina con compagni, insomma, delle varie sigle. Sapete quella luce languida, liquida che c'è di notte lungo la 131, no? E si parlava, ricordo a un certo punto solo il paesaggio così un po' annacquato e le persone che erano vicino a me. Si parlava della speranza di questo grande progetto che abbiamo costruito insieme e che sappiamo andrà avanti con forza ed energia. Brava. Bene, buonasera a tutti e grazie. Io sono Silvia Tanda, l'avete visto, faccio l'istruttore di Pilates. Io per mestiere lavoro su un concetto che è l'equilibrio. Un equilibrio prima fisico, poi mentale, ma anche in seguito, quando si diventa bravi, equilibrio caratteriale. E quindi parlare in autodeterminazione in questo mese e trasporre questo concetto di equilibrio e di forza che nasce dall'interno, portarlo in un campo così importante è stato veramente sublimare il concetto di forza che arriva dall'interno e che ci permette di stare in piedi in primis, ma di andare avanti, ci permette di affrontare dei percorsi anche i più ardui, nella consapevolezza che tutto si può ottenere con tanta volontà e con tanta forza. E quindi che cosa è stata la mia campagna elettorale? È stato un mese meraviglioso, intenso, emozionante,
Un mese dove ho potuto conoscere, girando per la Sardegna, tantissime persone che non solo avevano speranza, ma che avevano veramente voglia anche loro di intraprendere un percorso ben definito. Ed è stato anche un momento in cui ho conosciuto tantissime persone che stavano da questa parte, quindi tutti i miei compagni di viaggio. Ho potuto ascoltare dalle loro voci i loro racconti di vita vissuta, racconti di una intensità veramente emozionante, sia toccante nei momenti più difficili quanto divertente nei momenti più dissacranti, che ci sono stati e che sono stati meravigliosi allo stesso identico modo. E quindi è un'esperienza, è un mese veramente indescrivibile probabilmente, è un'emozione unica, bellissima, che arricchisce e che noi, io credo che tutti ci auguriamo possa continuare a lungo. Lunga vita, autodeterminazione. Grazie. La canzone che io cantai noi è un vaghetto sa fotografia di su che sta acontecendo. Comincia con un vaghetto di Genshasa che conti schieso su un frio su sempre che scendo senti che non anda bene, che andai rinuda, che tu eri siccori, che non poi andai in antisi e poi pica la coscienza e narrà ma de braccio su de traballo noi dobbiamo andare in abbondanza e ora de nai basta a migrazioni ed è zerriai no a migrazioni che su traballo posso bene dessa nazione isarda dure neuso in noi duboreuso den in noi. E proprio un soberano chi sagrario è sconvolto proita gaucano non è bello su raccolto proita ganno proi brusu proita zaderra e asciutta proita non può ribastai sangue e sudori de braccio de traballo scindare in abbondanza ma popoli campaese su forciao s'andai a disterro a traballai e andai a disterro a traballai stracco de supportazioni popolo sardo insorgi ai serri ai ganno a migrazioni che hanno sboleo su traballa in noi e posso bene dessa nazioni che hanno sboleo su traballa in noi accanto babu e accanto mamma e accanto figlio mio drommi mubi più drommi e baia sognai a su babbu che state su traballendi San Gionetto che va scendi se ne sortu
scurrenda che sa mamma saprei che stiva scendi e spascendi se ne sortu e currenda che sei una procarbare sare scortu po' di più drommi vindu mio drommi figlio mio de braccio de traballo cent'anni in abbondanza ma popoli che paese su portao s'andaia di sterro a traballai e andaia di sterro a traballai straccude supportazioni popolo sardo e sorgi ai serri ai ganno a migrazioni canno sbole su traballa in noi e posso beni de san nazioni canno sbole su traballa in noi. Grazie. Allora, mi avevano detto che avrei dovuto parlare in pubblico, però non mi avevano detto quanta gente c'era. Sono Andrea La Terza, ho 31 anni e ho vissuto per 10 anni fuori dalla Sardegna e ho deciso di tornare. Non è facile tornare per la mia generazione perché faccio parte di una generazione che deve decidere se perseguire quelli che sono i suoi obiettivi, i suoi sogni oppure rimanere in Sardegna e adattarsi a dei lavori che non corrispondono alla fatica e allo studio che abbiamo portato avanti, oppure alla disoccupazione. Ho deciso di tornare perché amo la mia terra, ho deciso di tornare perché mi mancava molto e anche se è difficile voglio provare a rimanere qua. E questo progetto è un modo per provare a rimanere qua. Io mi sono sempre interessato di politica nella mia vita, però non ho mai trovato l'occasione di poter partecipare a qualcosa nella quale veramente credere. E siccome in questi giorni faccio il grafico pubblicitario, ho dato una mano umilmente, il mio piccolo, ho scoperto che in questo progetto non ci sono solo delle belle idee, ma ci sono anche delle belle persone che si impegnano sinceramente per qualcosa in cui credono e sono delle persone sincere e credo che questa parola sincerità in politica sia mancata per troppo tempo e manchi purtroppo ancora. Posso dire che l'invito che io faccio a tutti quanti voi e faccio soprattutto alla mia generazione è di iniziare a partecipare perché abbiamo delegato per troppo tempo i nostri diritti, le nostre speranze a persone che non meritavano quella delega e perché penso che dobbiamo impegnarci in prima persona, rimboccarci le maniche, tutti noi come sardi, perché il futuro non si può delegare e perché oggi qui inizia una rivoluzione, tranquilla ma rivoluzione. Grazie. Buonasera a tutti, scusate, io sono emozionatissima, sono poco avvezza a parlare insomma, davanti al pubblico. Sono ancora più emozionata perché vedo le sale aumentare di numero sempre di più e questa è veramente la nostra grande vittoria. Ho scelto questo progetto con convinzione perché non lo ritengo assolutamente un'alternativa, lo ritengo l'unica via che ridarà la dignità alla nostra terra. La dignità che ci è stata tolta da decenni di mala politica e che ci ha tolto tanti servizi, tante cose. Io provengo da un paesino che è destinato nel giro di un paio di decenni alla scomparsa, ma ci ha tolto soprattutto la speranza, una speranza che io ho sempre conservato nel mio cuore e che ho ritrovato negli occhi delle persone che sono oggi qua e che si stanno battendo e stanno mettendo la faccia per questo progetto. Quindi provo dispiacere per le persone che domenica andranno a votare ancora una volta dovendosi, come dire, voltare dall'altra parte o tapparsi il naso. No, io ci andrò col sorriso in seggio e metterò con convinzione quella X e soprattutto a partire dal giorno dopo continuerò ad impegnarmi perché dobbiamo vincere le elezioni regionali e riprenderci la nostra terra. Grazie a tutti.
ogni anno, già da 30 anni, pigliamo a Corsica a corte la prima settimana di agosto e lo incontriamo tutti. Corsi, catalani, irlandesi, baschi, eccetera. Negli ultimi anni, o l'ultimo anno, non se ne nato, ma come fate a sopportare un'oppressione di questo tipo? Un'umiliazione di questo tipo? Ma accanto che dobbiamo continuare, o no, Bustia? Ho assistito a una trattativa in Corsica, no? In cui fa una batto francese, si propone a 4 amici nostri le paleoliche. Bene? Noi siamo molto favorevoli alle paleoliche e l'hanno detto, quanto guadagniamo noi? Bene, anche voi guadagnerete 1,5. Sargentini è diventato in colore di una frega. Perché limpio è sporco, non è che sporco, limpio è che 0,6. Significa come un leone e l'hanno detto a noi, ci offende profondamente l'intimo, che voi pensiate francesi che noi balliamo su 0,6 e voi su 99,4. Questo è un atteggiamento e l'annenato che li pone a Palaseolica socci a 50-50, chi manta e chi manta. Mettiamo le terre, mettiamo il vento e ve le lasciamo girare in pace, che tanto dobbiamo incasciare chi manta e chi manta. No? Insomma, che no, non è possibile, tanto l'ultimo traghetto parte alle 9 e parte. Ma accanto che dobbiamo continuare, canto guaranza sul cinese, $1 miliardo, quando veniamo noi a governare, vieni qua, Xi Jinping, tu hai a noi sull'1 miliardo, carissimo, tu dici che lei ha $1 miliardo di formaggio, di carciofi, di oliva e tutto su chi chiede. Ma un mio amico filosofo che è morto all'Università di Milano, la Sardegna è povera perché non è libera. O è arrivata all'ora X o no, Bustia. Questo è il processo di autodeterminazione con simbologia Carabusu del ping pong. Tocca di votare a sinistra che si non vinca a destra. Tocca di votare a destra che si non vinca a sinistra. No, questa volta noi creiamo questa pallina sul ping pong, andare come giochiamo noi. Dobbiamo governare o no, Bustia? Noi siamo canto candidato, 21, di cui 11 donne. Io vi ho contato qua, siete molte più donne. Ricordatevi che la trasmissione del potere nuragico avveniva da mamma a figlia, questi maschietti sono un branco di arroganti, quindi tocca a voi sì, a promuovere, ma accanto che dobbiamo continuare, o no, Bustia? E un'altra cosa ancora, non date preferenze quando si vota, che è una trappola, croce in testa e boh. Se non l'avevate capito, era Gavino Sale. Grazie, è molto emozionante essere qui oggi. Io ero tra quelli scettici, erano tra quelli che frenavano all'inizio, perché dicevo il progetto è troppo importante, dobbiamo essere pronti, prontissimi, non possiamo sprecare il colpo, non possiamo rischiare. E invece poi mi hanno convinto, non c'è voluto molto per convincermi, devo dire la verità. E siamo partiti e quello che è successo è stato davvero incredibile, perché ci sono state tante persone che appena abbiamo ufficializzato l'uscita, la candidatura, ci hanno chiamato, amici, persone che non sentivamo da tanto tempo, e ci hanno detto: noi siamo con voi, guarda, non sarei andato a votare, per fortuna che c'è autodeterminazione, come possiamo metterci a disposizione? È stata un'energia pazzesca, tant'è vero che alla fine non so quanti paesi avremmo girato, forse 70, 100, non lo so, e andavamo tutti noi candidati, anche fuori collegio, ognuno andava dalle altre parti, perché
quello che era importante era il progetto e c'era una immediata sintonia con le platee. Alcuni di noi temevano e pensavano dobbiamo prepararci, magari ci faranno delle domande, dobbiamo essere pronti, invece è stata una corrispondenza di intenti e di emozioni. E il motivo per cui c'è questa corrispondenza è che noi non stavamo andando a fare nulla di strano, perché questo progetto in realtà non è un progetto, è un sentimento che i sardi hanno dentro, e non da oggi, ce l'hanno dentro da sempre. E l'autodeterminazione è dentro ciascuno di noi, e quindi è stato quasi come parlare la stessa lingua, quasi come una corrispondenza telepatica. Quello che dobbiamo fare, quello che è nella nostra responsabilità, ma non nostra di noi candidati, non di Anthony, non nostra di tutti noi che siamo qui e di quelli che sono fuori, che non sono potuti venire, e di quelli che dovranno e che si vogliono avvicinare. La nostra responsabilità è di trasformare questo sentimento in opzione politica, stabile, forte, maggioritaria in Sardegna, perché solo così potremo costruire, a partire dalla Sardegna, un mondo migliore. Buonasera a tutti. Avete sentito i miei compagni di merende? Non sono dei protosardi col cappotto di Orbacce, col passamontagna e con l'archibugio, è tutta gente seria e preparata. E soprattutto è un gruppo anti-AIDS. L'AIDS lo sapete, chi lo conosce lo evita. Questi signori è il contrario, chi li conosce veramente li apprezza. Ed è importante, insomma, avere un gruppo così coeso. Insomma, quei signori che sono venuti prima di noi, che hanno governato la Sardegna per almeno 25 anni, hanno un cordone ombelicale oltre Tirreno. Ecco, come direbbe il professor Casula, è da troppi anni che hanno il sistema gluteo attaccato alla sedia, o in limba, come si dice, subaneri appiccicati a garida. Ecco, è ora che ci sia un ricambio, è importantissimo. Io vedo qua tanti amici del mio gruppo, diciamo, culturale, riprendiamoci la Sardegna, e ce la riprenderemo la Sardegna, tranquilli. Buonasera a tutti, è un grandissimo piacere essere qui con voi e vedervi tutti insieme, come vedere le tante sale che abbiamo attraversato in questo mese, tutte riunite. Il ringraziamento va proprio a voi, perché se noi abbiamo fatto questa campagna elettorale è stato grazie alla vostra forza, generosità. Io mi sono trovato a dover percorrere un collegio enorme, da Dorianova a Carloforte, da Teulada a Bugello Flumini Maggiore, mai l'avrei potuto fare se non fossero spuntati, come per miracolo, dal Surcis Iglesiente, dal Cagliaritano, volontari che mi hanno chiamato, offerto aiuto, spazio, sale, magliette, bandiere. Vi ringrazio di cuore tantissimo, è stato veramente un gesto di grande solidarietà. E devo dire che anche voi siete stati molto esigenti con noi, non c'è stato un incontro semplice, ci avete veramente testato come si testa un motore di Formula 1, ma alla fine con coraggio ce l'abbiamo fatta. E un aneddoto che voglio raccontarvi, e penso che sia stato anche il momento di svolta di questa mia campagna elettorale, vissuta con colleghi e amici fantastici, candidati, è stato Iglesias. Lì Iglesias in una sala di 50 metri quadri, 60 persone, viso a viso di fronte a noi, per 2 ore ci hanno guardato, scrutato, erano pronti a cercare qualunque cosa che potesse non confermare la fiducia. Invece poi la fiducia è esplosa, grande, forte, intensa, e credo che questo sia il segnale più importante di questa campagna elettorale. Ci ha confermato che la Sardegna, per la sua complessità, per la sua bellezza, per le sue anche ambizioni, le sue speranze, i suoi sogni,
abbia bisogno di tutta la nostra sincerità, del nostro coraggio, della nostra passione, e quindi mettiamolo tutti al servizio di quest'isola perché se lo merita. Grazie a tutti, buonasera. E quando siamo stati a Parisi, cudo stimane. Quanti amici, che bella questa sala così piena. E cosa vi devo dire più di quello che vi hanno detto questi straordinari compagni di viaggio? Questa è una bellissima storia, questa è una bellissima storia. Io ho percepito, girando tutti questi paesi della Sardegna, che gli altri ci capivano, chi veniva ad ascoltarci capiva che cosa ci animava. Noi non stavamo lavorando per una poltroncina, noi stavamo lavorando per un sogno, per un ideale, ed è bellissimo spendersi in questo modo. Non abbiamo fatto altro che ricevere persone, andavamo nei paesi pensando di essere soli e invece trovavamo gente che si offriva ad organizzare, a preparare le sale, che chiamava: ma questo ci avete già pensato, ci pensiamo noi. Noi abbiamo capito che abbiamo intercettato un vento. Non è vero che la gente non si vuole occupare di politica, la gente non vuole stare davanti alla televisione, non vuole stare dietro il computer, non vuole partiti chiusi, non vuole partiti virtuali, non vuole partiti dei capi, non vuole partiti dei leader. La gente vuole fare politica e noi saremo qui. Non so qual è il nostro risultato domenica, non ve lo posso dire che non mi interessa, perché non è vero, mi interessa e come, ma noi saremo qui qualunque sia il nostro risultato, saremo qui in giro con un calendario a fare quello che abbiamo fatto finora fino alle regionali, e le regionali le vinceremo. Buonasera. In questa campagna elettorale forse chi mi ha visto sa che io porto una cosa mia, personale, emozioni. Questa campagna elettorale è stata straordinariamente divertente, è stata piena di calore, è stata piena di solidarietà, di passione degli attivisti e dei sostenitori. Senza di loro probabilmente non saremmo arrivati fin qui, perché sono i candidati ombra, in qualche modo, di questa campagna elettorale. Io ho sentito l'affetto delle persone e a me fortunatamente in bocca non mi hanno baciata, ma però moltissima gente che non conoscevo si slanciava ad abbracciarmi ed era una cosa estremamente commovente.
Ho visto la speranza nella faccia delle persone, la tensione, a volte anche un po' la paura di essere delusi. E questo, devo dire, me lo porto dentro con grandissima responsabilità. Perché ho scelto di parlare di emozioni? Perché spesso in politica si pensa che le emozioni siano secondarie o che siano da privilegiare i numeri, i tecnicismi. Io credo che non sia così in realtà, perché noi arriviamo alla gente con tutto il nostro bagaglio personale, tutto il nostro entusiasmo, la nostra passione. E credo che, pur non essendo meno tecnici degli altri, siamo persuasi di una cosa fondamentale, che la rinascita della nazione sarda passa attraverso le persone che hanno testa ma soprattutto cuore. Grazie. Buonasera a tutti. Non vi nego che stasera l'emozione la sta facendo un po' troppo da padrona. Niente, l'esperienza di questa campagna elettorale è stata bellissima. Mi ripeterò, ma è doveroso anche farlo, perché effettivamente sono tutti sentimenti, tutte emozioni, che abbiamo provato tutti noi. Io personalmente ne faccio tesoro. Però dalla figura mia, passionaria, guerriera, 30 anni che mi occupo di battaglie indipendentiste per la tutela della mia terra, qualcuno ha parlato di fotogrammi e tutto il tempo che sono lì seduta l'unico fotogramma che mi appare in questo momento nella testa è la mia bambina. Ne ho 2, ma la mia piccola aveva 3 anni quando con un bidone di latta e 2 bastoncini di legno rullava davanti al Palazzo della Regione contro una delle tante manifestazioni che comunque abbiamo fatto per cacciare via comunque gli occupanti, gli occupatori. E questo il fotogramma che mi è rimasto, quindi anche l'altra, in questo mio fare, in questo mio lungo percorso di battaglie, e loro ci sono sempre state, fin da ragazze. E quindi il mio grazie va senza ombra di dubbio a tutte le persone che durante appunto questa campagna elettorale ci sono state vicino e che continueranno ad esserci, perché come dice spesso Anthony Muroni, noi le scarpe ce le siamo appena allacciate, quindi adesso incominceremo veramente a correre. E quindi il mio grazie principalmente a voi, a tutti i miei amici, ma soprattutto alla mia famiglia, soprattutto alle mie due ragazze. Sicuramente le avrò vietato, o magari perché io presa comunque da questa meravigliosa passione che io ho per la politica, le avrò negato sicuramente qualche giro in giostra, ma loro lo sanno che io le sto preparando per volare. Grazie. Noi di Autodeterminazione annulleremo l'accordo truffa Piglia-Rupinotti sulle basi militari. Cancelleremo la vergognosa riforma sanitaria del centro-sinistra, ci riprenderemo i nostri soldi espropriati dall'Italia. Vota Sardu. Sarà una rivoluzione tranquilla, ma sarà una rivoluzione.
No, mi metto qui perché non vedo in fondo, è troppo piena questa sala. Il gruppo comunicazione ci ha detto di raccontarvi com'è andata questa campagna elettorale. E com'è andata? È innossidere che questa roba qui non è controllabile, c'è un fiume in piena, però Cristo, questa cosa mi emoziona. Ero 20 anni che sognavo questa situazione, no? Abbiamo seminato e aratto, però dico, quando siamo arrivati nelle prime assemblee c'era una cappa strana. A Musapidu al primo sintomo come che la gente vidi avvolta da un ergastolo trasparente, però dopo 10 minuti, no, che nos hanno creato questo, facendosi credere cose mai esistite in Sardegna, tra cui la storia che ci hanno negato e tutto quanto, no? E dopo dei minuti la cosa iniziava a sparire, laceravamo fortemente questo ergastolo trasparente che vedi una cappa invisibile e come noi siamo tutti volende. Ma la cosa che più mi ha impressionato anche oggi, no? I teste, sa femmina sa, si stanno muovendo le donne e quando si muovono le donne è un processo pressoché irreversibile. L'altra cosa che apprezza io a gente è che noi ci presentavamo come un grappolo d'uva, acini, tutti diversi, uno gusateru, ma aggrappati da una struttura e da un picciolo che ci dava traiettorie fortissime e chiarissime da non mollare mai, perché quest'uva produce il nettare divino, produce suinu che contiene la verità, che ci inebria, questa battaglia ci inebria, ci fa sognare. Venerci uniti ha spiazzato tutto, creare la rottura con questa apatia, rassegnazione che è la storia che loro hanno imposto a noi non si è raccontato, dicendo già da quando figli minori della vergogna di noi stessi, vergognati di parlare questa lingua maledetta. La lingua vera è italiano, voi non avete storia, non avete cultura, non avete niente, ma quando noi dominavamo il Mediterraneo perché abbiamo battuto gli Ittiti, abbiamo costretto i faraoni a trattare, no? E anche noi esiltimisi, come noi esiltimisi? Noi costruivamo 10.000 torri nuragiche, quando sono romano cosa facevano? Schiacciavano le noci a pietra, questo. Quando io ne questa immagine, gli verrà la pelle d'occa, ma come? Non lo siamo sterminati, non fa volte il trionfo che non ha anche mai. 100 anni i catalani l'hanno confessato a noi, per noi è stato il Vietnam. Tant'è che l'ultimo re c'ha le ossa in Sardegna, abbiamo perso la libertà quando noi non siamo su guerrato e si inchinano a una resistenza di questo tipo. Quindi non è vero che noi sono bene a impastulare, a prendere. No, noi non siamo un popolo perdente, che a noi è arrivata Eleonora d'Arborea, è arrivato Giovanni Maria Angioi, ribellioni contro le leggi delle chiudende e poi l'81, l'84 l'onda sardista, ma come è il passo di non ritorno, siamo dentro un tunnel, in due, o vinciamo o soccombiamo. E sono sicuro di una cosa,
che il giorno 5 gli arriverà una tramvata in faccia all'uso dello Stato italiano, convinto che non sia una domanda, ma noi andremo a portargli una decisione democratica, fortissima, che loro non ci hanno annientato e che noi siamo ancora in noghe, pronti a battagliare, pronti a goderci questa vita meravigliosa come tenere di André. Di André là. Vorrei che il buon Dio mi regalasse o ci regalasse come paradiso una terra come la Sardegna. E tanto, i Tegherimusu, siamo fortunatissimi in noghe. Mi hanno dato 3 minuti, non posso allungarmi. Io credo che ringrazio tutti os ossatos che abbiamo incontrato, perché abbiamo passato degli anni veramente terribili, ma soprattutto hanno mi canzaccato in questa regione e finalmente ne sono uscito fuori a tornare a tragare battaglia. E quindi credo che con queste forze in campo noi ci riteniamo tutti noi e daremo l'esempio al mondo di come si può vivere felicemente in una vita breve, no? E andiamo a dare l'esempio al mondo e siamo sicuri che noi siamo semi dei sogni. Oggi siamo umanamente invincibili e dobbiamo esserne sicuri. Grazie e buon lavoro a tutti. Torra insegnante, io ho così ingegneri veramente, ma comunque pare che Carrabuso non binappa solo in Samugheo, benennito Carrabuso de Sardegna. La campagna elettorale mia può raccontare sto un calvario che è scominciato in mese a papiroso e a modulo, a coppia incolla, su terrore di coppia incolla sbagliato, su cercare di correggere, telefonare a tutto, non dormire su di notte pensando che magari su simbolo vai a qualche cosa che non andava bene, il ministero non andava consegnato come è deviata, una cosa veramente impegnativa e terribile è stata questa esperienza burocratica, ma poi sono stato premiato, che dopo sono entrato in cantieri. Dopo sono entrati su cantieri in un bei fraicanne da domo comuna. E tanto in cui, a questo che noi solo qui, ma a tanta gente, tutto fraicanne pare me, così impresse, attivo, convinto, tutto canto, come te chiede Napitu, questa investitura divina, che poi una investitura di responsabilità, che non siamo reso sconto, chi dovere nostro dovrà ricare cosa domo comuna, che lo sardo si inaspettano a noi, si inaspettano, e noi siamo in ritardo, dobbiamo fare che imprese, vraicare, cercare maniale, il mastro del muro, se chi è ebraico, responsabilizzare la gente. Ite bello so socro dessa gente che hanno ascoltaiana che noi le naraiamo tue su Battle de Martu innanti a Surna sei un capo di Stato deve decidere sul destino del Stato tuo deve decidere sul destino della terra tua del suo popolo tuo del suo territorio tuo cioè così scheda chi in cheghetta sa non è una scheda di tornata elettorale calesiata, in cui si decidi se tu lasci in mano la terra tua sostraserisi oppure diventa tue, vraicatore di dignità, di libertà per questa terra, e stincue, ite bello sosocro de sa gente, che hanno si intendiano valorizzato, commente, io sono un capo di Stato, devo decidere qualche cosa, ma se non ho mai deciso nulla, commente, questo minare che io posso decidere, anzi posso autodecidere, io sono convinto che in questa terra vi solo chi decide andare ora, sa. Beh,
abbiamo dato un ispero a questo popolo. Non è mai successo. Abbiamo scaricato la gente di responsabilità e l'abbiamo nato che a noi ha samatessi quota di responsabilità. E dunque che a noi dovete decidere per questa terra. Il destino, sul benitore di questa terra, dipende da noi, canto che da isso. Guardate, che l'impressione proprio mi la pompiei a pincara, mi la pompiei a poi vedere i teini pesanne in questo momento. Oh no, Gavi? E tanno abbiamo fatto una cosa importante, meta importante. Io penso che il risultato va a essere, ma come abbiamo nato, noi la scarpetta la abbiamo già legata e stiamo cominciando la corsa. Non firmiamo e non firma nessuno, che come siamo uniti e abbiamo un obiettivo, liberare e tornare dignità a questa terra. Mi dite voi quando andate. Ma è stato un giro, è stato un viaggio lungo, abbastanza faticoso anche, però ci ha dato grandi soddisfazioni, grandissime soddisfazioni. E la gente, quando andavamo nei paesi, anche nei piccoli paesi, perché sembra una cosa strana, però c'è tutta una politica che parla sempre dei paesi dello spopolamento ma non ci mette mai piede. Noi ci siamo andati. Abbiamo parlato con le persone. Abbiamo parlato con quelle persone che sono cittadini come tutti gli altri, che dovrebbero avere gli stessi diritti degli altri, invece gli vengono addossati tutti i doveri ma nessun diritto. Ebbene, ci siamo confrontati con le persone che poi sono l'oggetto di questa politica che sta distruggendo la Sardegna. Non hanno una soggettività, non sono soggetti della loro storia, sono diventati oggetti. Oggi ho visto la Lorenzin che ha avuto la faccia tosta di venire in Sardegna e dire il problema della Sardegna è quello che ci sono tanti vecchi, non nascono bambini, lei che ha chiuso il punto nascita della Maddalena. Ebbene, siamo andati a spiegare a questa gente che la politica che pretendono di imporre al nostro popolo è una politica assurda, come ha detto qualcuno, giustamente, che se tassa i lavoratori e dà uno stipendio a chi non lavora, ovviamente costruisce disoccupazione e non benessere. Allora noi siamo andati da queste persone a costruire speranza e queste persone quando ci vedevano rimanevano un po' incredule, rimanevano spaesate. Gli vedevi in faccia tutta la disperazione, tutta la vita incerta, tutte le loro incertezze per se stessi, per i loro figli. E mano a mano che ascoltavano vedevi che nei loro volti si costruiva la speranza. Allora questa era la speranza in un progetto, era la speranza che forse la soluzione esiste, che forse c'è una strada in cui il popolo sardo si può salvare. Questo è stato il nostro rapporto con le persone, con la gente, col popolo sardo, con i cittadini sardi che hanno bisogno di costruire una speranza, che hanno bisogno di credere ancora nel futuro. O Sardegna, questa è sora, chi ti deve si schidare. E so sardo, sto ti impare, sì che pesano in buon'ora.
Buonasera a tutti, sono meda emozionata, poi questionai appustisi de gustus cumpangius est meda gravoso per me. Deo, prima di tutto voglio dare grazie a tutti vosatrus, poita sais seguiu in ogni luogo, cinoso seus stapius, sai già consiglius bonus in ogni discorso cinoso aus fatto. Deo in questa campagna elettorale affortiau su convincimento che autodeterminazione este su progetto bonus, unico progetto bonus posa Sardegna. Deo appu firmau sa candidatura non in Sardegna, ma in Lombardia, in Lecco. Poi appu accompagnau una persona invalida de 80 anni a fare un intervento in Sardegna danta negau e questo non è sta più giusto. Una persona de 80 anni invalida è sta più costretta a piegare un aereo e si andare in un'altra regione per poter essere curata. Ecco, questo sa Sardegna non si merita da sa Sardegna non si merita da questa sanità di malaria. Deo in Lombardia ha conosciuto in due scidas ci siamo parlata persona sardus disterrausu su dottore ci si chia da mamma, poiché questa femmina maladia è mamma mia. Este un giovane dottore sardu, bravissimo, ci è andato a cercare traballo in Europa, traballau in Germania, in Inghilterra e issu ha provato a tornare a traballare in Sardegna 2 volte, ma ci danta ogau, issu non vuole tornare, ma non può tornare. E questo è per noi un grande danno. Poiché questo è un dottore bravo e non può traballare in noi, questo non è giusto. S'altra cosa ci è capitata però in questa campagna elettorale è che facendo domo con domo appude più buffai me da bitter. Calincuno ma da torrabogai questa scaramella sa rubia sa rossana e questo è sta più da bello ha pagato gente allegra però ha pagato vine gente disperata gente sola questo ci manda per io è che non intende brusu sunidadi dessa gente dessa comunità e questo ci progetto autodeterminazione de per fare in suo tempo su benidore proprio gusto aiutare sa gente a tornare a vivere in pari tutto in pari. S'altra cosa ci questa campagna elettorale ma da fatto vairi este gusto de gestionare in sardo in pubblico. Deo non ho mai gestionato in sardo in pubblico e quindi Sinaru, Deo mi seo liberata, liberai sia usatrus puro, aiutaus a Sardegna si liberai. La mia campagna elettorale è quella che vi hanno raccontato i miei compagni di avventura. Forse io vi posso raccontare qualcosa di diverso, nel senso qualcosa che mi appartiene nell'intimo.
Ne ho fatto diverse di campagne elettorali. Mi sembra anche strano definirla così, una campagna elettorale, perché mi sento come se avessi partecipato alla scrittura di del prologo di una storia importante. E vi dico che cosa ho sentito, come mi sono vista. Mi sono resa conto, io ho 49 anni, non ho figli, penso che non ne avrò, insomma. E però per la prima volta mi sono resa conto, o forse ho sentito più da vicino cosa significa essere madre e padre. Io sono stata fortunata nella mia vita, sono stata fortunata anche in questo mese di campagna elettorale, perché mi hanno scritto tanti giovani. E però per questo sento una grande responsabilità, perché evidentemente sono riuscita ad arrivare anche a loro. Dei giovani che mi hanno scritto raccontandomi la loro speranza nel seguire il nostro progetto, e mi sono ricordata, nei momenti anche di grande fatica, che magari molti dei miei amici non vi hanno raccontato, ma ci sono dei momenti in cui ci si sente molto stanchi, qualche volta anche sfiduciati. Succedeva come una cosa magica, era un rito magico. Arrivava in quel momento un messaggio su Messenger di persone sconosciute. Non potete immaginare le cose bellissime che riescono a dire questi giovani. Tutti i giovani che voi avete visto stasera e anche quelli che non avete visto stasera sono la ragione del mio impegno e la ragione dell'impegno di tutti quelli che sono in autodeterminazione. Io non posso trovare altre parole per spiegare perché alla fatica e alla sfiducia reagiamo immediatamente dopo un minuto con un impegno, una forza, una volontà che soltanto un padre e una madre possono capire. Allora io ho capito questo. Noi abbiamo iniziato. Enrico, Andrea sono i bravissimi cantanti di stasera, ma sono due dei tanti giovani, avete sentito Giulia, Andrea la terza, che hanno parlato della loro esperienza, non hanno parlato solo di una campagna elettorale, hanno parlato di un pezzo della loro storia, perché hanno capito che noi stiamo parlando di loro. E io quindi faccio un appello non ai giovani, perché loro sono già con noi. Io faccio un appello a quelli della mia età e anche ai sessantenni, settantenni, perché la loro vita forse è arrivata a un punto in cui magari possono anche non aspettarti tanto, ma noi invece, per loro, abbiamo il dovere di continuare, di impegnarci, di non fermarci, di soffrire anche, di piegarci qualche volta, anche sotto la fatica, sotto il peso della fatica, però una promessa la posso fare, la facciamo tutti, che siamo le uniche persone davanti alle quali ci possiamo inchinare, perché a Roma o davanti a questi politici, questi trasseris, non ci dobbiamo più piegare, non dobbiamo più inchinarci, perché tutti noi dobbiamo stare con la schiena dritta, tutti. Il 5 marzo è soltanto iniziata questa rivoluzione, vedrete che risultato. Ma noi l'anno prossimo conquisteremo la regione, vinceremo le regionali. Sì, ci sono io, mi sa, tu no. Sa. Ci ci usassi sempre, mancare, fino a chi sumari non si ingurtiri, e mancare Deus e carabinieri se non dormi tanto. Allora, sì, una canzone che dedico personalmente a tutti i disterradus che avrebbero votato per noi. Io ho tanti amici a Barcellona, a Berlino, eccetera, che avrebbero davvero votato per noi e per ragioni burocratiche interne, ma de trasserisi d'orra, non hanno potuto votare per noi, ma sarebbero stati con noi. Quindi questa canzone io la dedico davvero dal profondo del cuore a tutti loro. Questa nuvola si vedono
elicotteri che stanno giocando a far la guerra in mezzo ai fenicotteri. Le truppe italiche mandate come antidoto al malessere hanno già nostalgia di casa e brufoli da crescere, ma per fortuna anche stanotte la notte passerà e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus querete esos carabineros lo permiten. Si querete esos carabineros lo permiten. Da questa nuvola si vedono i complessi megalitici e qui perfino la preistoria è appalto degli italici. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi e tra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri. Ma per fortuna anche stanotte la notte passerà e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus querete esos carabineros lo permiten. Si querete esos carabineros lo permettili. Enrico. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Possibile. E perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile e a guardar bene giù tra coste smeraldino cementifere non è superfluo domandare dove è finito il mare, ma per fortuna che anche stanotte la notte è fina e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte non resteremo qua. Si Deus querere esos carabineros lo permiten. Si querer Deus esos carabineros lo permiten. Yeah. Noi sardopatici viviamo di entusiasmi un poco ritmici. Crediamo ancora esista nel mondo un Dio degli specifici. Chiediamo scusa se a volte risultiamo un po' nostalgici, ma abbiamo un sogno nel profondo e cuori prenuragici. Ma per fortuna che anche stanotte la notte passerà e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus querere esos carabineros lo permiten. Si querer Deus esos carabineros lo permiten. Yeah. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va.
carabinieri lo permitteria. Si quer Deus, é só os carabinieri lo permitteria. Grazie. Tanta Virmitti. Viva la Sardegna, viva la Sardegna. Pesa di Sardegna, Domenico, pesa di. Manca solo una persona. Il nostro portavoce è Anthony Muroni. Mi sembra quasi come, mi sento come quasi a quei matrimoni in cui dicono i già Deus fatta bella, una responsabilità che potrebbe schiacciarci. E poi mi viene in mente anche di parafrasare Sargentini, il mitico personaggio citato da Gavino, perché mi sento di dire, mi offende profondamente il fatto che questa campagna elettorale sia finita, perché è stata un'esperienza fantastica, bellissima e della quale insomma porterò dentro un ricordo veramente incredibile. Siamo partiti in una maniera un po' avventurosa, forse non ci credevamo del tutto neanche noi, ma ci siamo fatti ispirare da un sentimento che davvero era latente. Come dice sempre Filippo Simula, a proposito, adesso nella prima parte vi voglio parlare delle persone, della mia campagna elettorale, delle persone che ho conosciuto. Vi parlo per esempio di Filippo Simula, che avevo visto, più che incontrato, che conosciuto, visto in qualche piazza, fatto qualche battaglia comune. Lui era in piazza molto prima di me e abbiamo una cosa in comune, entrambi abbiamo passato la prima infanzia in Australia, molto lontani da qua, ma siamo tornati qua con i nostri genitori innamoratissimi di questa terra e ci siamo ritrovati, pur partendo da esperienze diverse, a fare una lotta incredibile per questa nostra terra. Abbiamo messo insieme le esperienze, è la stessa cosa che ci è capitata con tutti gli altri. Avete visto, sono sfilati, manca Tiziana Costa, alla quale mandiamo un saluto perché ha subito un piccolo infortunio proprio nel giorno dell'evento di Alghero, città nella quale risiede, lei è candidata all'uninominale a Sassari. Dicevo, io ho diverse esperienze con ognuno di questi 21 candidati, con alcuni ci siamo conosciuti per molto tempo, per la mia professione e anche per questo cammino politico preparato nel corso di un anno, ma altre persone le ho conosciute. Ricordo sempre la faccia di Marina Piras, della segretaria comunale di Ozieri e dell'Unione dei Comuni di quella zona. Quando sono andato a parlarle per definire la candidatura, lei mi diceva: ma cosa volete da me? Io sono una funzionaria pubblica, io sono un tecnico, cosa volete da me? Cosa cercate? Avete il mio stesso sentimento, ma come posso esservi utile? E io, giustamente, portavoce di tutti gli altri, gli ho detto: ma come? Tu sei quello che noi cerchiamo, tu sei la classe dirigente che noi dobbiamo spendere per dire che c'è classe dirigente in Sardegna che condivide questi sentimenti, che è innamorata della Sardegna e che non è totalmente venduta a un'idea di Sardegna che non esiste. E Lucia Chessa l'ho conosciuta nel mio precedente lavoro, ma non così bene. Siamo andati in giro per i paesi anche con Pierfranco, con Gavino, con Bustiano. Io per ridere dicevo: sembriamo Zizzi, Masala e Pazzola, perché giriamo tutte le piazze, facciamo sempre la stessa gara, facciamo spesso lo stesso discorso, ma la forza, cioè io e lei, no? Io uomo, lei donna, io grande, grosso, lei così piccolina, eppure lei infinitamente più forte di me, con questo carattere d'acciaio, con questa serenità con la quale trasmette la forza della sua onestà, del credere che si possa dare un servizio pubblico. Lo ha già dimostrato facendo la sindaca di Austis, che si può fare con grande onestà. Mariella Multino, l'avete vista, il medico che opera a Olbia, anche lei timida, piccolissima, vederla così, atleta, però risolutissima, non ci ha fatto mai mancare un solo giorno il buon umore, la speranza di andare avanti e di dire: guardate che non è vero che non ce la facciamo tutti i giorni, ce la stiamo facendo tutti i giorni man mano che andiamo avanti. Ma non voglio trascurare nessuna. Stefania Lilliu è stata per me una scoperta incredibile, una forza della natura positiva, competente, sfacciata quando è stato necessario nell'affrontare le platee senza avere nessun timore. Una scoperta fantastica e una risorsa fantastica per la maratona che abbiamo appena iniziato a correre.
Ricordo con il terrore la telefonata che mi ha fatto il grande Palazzari, la mattina nella quale stavamo consegnando le candidature, mi ha detto: ma io mi devo davvero candidare, sono adatto? La sera prima si aveva detto di sì, la mattina poi mi ha detto: ma sei sicuro? Siamo adatti? Io sono adatto. Lo dicono tutti i candidati, Fabrizio, lo dicono anche tutte le persone che ti hanno incontrato, sei stata la più grande scoperta di questa campagna elettorale, sei una forza assoluta, sei classe dirigente e io qualche previsione, alcune le ho sbagliate, ma qualche previsione l'ho azzeccata. Io penso che tu sarai una classe dirigente di quest'isola per molti anni e lo auguro a quest'isola di avere una classe dirigente rappresentata da persone come te. Non voglio dimenticare nessuno, Gianfranco Sollai è una vita in piazza, fa le arringhe, abbiamo fatto incontri davanti a 5 persone, davanti a 500, si è entusiasmato alla stessa maniera e ha portato la sua esperienza, la sua voglia di fare, che è contagiosa da questo punto di vista, non lo smuove nessuno nelle sue battaglie, nelle sue convinzioni, e questa per noi è una pietra angolare, ci deve essere chi ha questo carattere, chi ci dà questo esempio. Felice Musa, il medico di San Lurio, l'avete sentito, lui lo abbiamo candidato e lo abbiamo portato in giro, come noi a Tresunaga portiamo San Marco, in giro per tutte quante le tappe, perché lui è questo, lui è la nostra forza tranquilla, lui è fortissimo ma dà questa impressione di serenità, di tranquillità e ce l'ha trasmessa a noi in tutti gli incontri. Per me è stato veramente un'altra persona alla quale poggiarmi e alla quale dire sempre grazie per quello che ci ha trasmesso, perché io non sarei in piedi, non ce la potrei fare essere in piedi dopo aver fatto 8.000 chilometri in auto questa volta, in questo mese, e aver avuto momenti belli, momenti brutti, momenti di grande entusiasmo, momenti di grande scoramento, ma come si poteva non andare avanti con questi compagni di viaggio? Ma ripeto, non voglio trascurare nessuno. Pierfranco De Vias è il nostro centravanti, l'ho definito più volte, è giovane, è solido, ha entusiasmo, ha principi fantastici, cioè è una persona che è veramente sincera, dice, fa quello che dice, e guardate che non è facile nel mondo di oggi fare quello che si dice. Lui è un esempio, nella sua vita ha pagato anche dei momenti difficili per essere coerente, per essere quello che è, ed è un'altra forza che noi non dobbiamo mai perdere e che dobbiamo anzi valorizzare. Bustiano e Gavino, Beru Bustia, Beru Gavi. Io sono Gavino crede secondo me che io lo prenda in giro. E invece lui non sa quanto io sono un suo tifoso, io mi sento male dal punto di vista emozionale quando lui parla e quando ci trascina tutte. E non sapete quanto io ho sofferto all'inizio di questa campagna elettorale, quando i leoni da tastiera, come lui li definisce, continuavano a insultarlo, a trattarlo male per il fatto di aver fatto una scelta diversa per un attimo in una vita politica che è fatta invece di lotte in piazza per tutti, per un'idea, nel tentativo magari sbagliato, si è rivelato sbagliato, di fare un'esperienza diversa, ma oggi è qua. E io me lo ricordo la prima volta che ha partecipato a una delle nostre riunioni a Bauladu, me lo ricordo per due cose. Una, perché ci riunivamo in maniera carbonara, cioè non doveva saperlo nessuno, quasi neanche le nostre mogli e i nostri compagni dovevano saperlo. Gavino era talmente entusiasta che il giorno dopo è uscito su Repubblica il pezzo che ci riunivamo a Bauladu e che c'era una riscossa sarda in corso. E la seconda cosa, mi ricordo che naturalmente in queste prime riunioni succedeva di tutto, non è che eravamo così felici, amorevoli, entusiasti come siamo oggi, c'era nei parapiglia delle cose, non sono d'accordo, io me ne vado, io ci sono, io non ci sono. A un certo punto si alza Gavino, che fino a quel momento era stato sempre zitto, forse mi sembrava anche un po' depresso, non avrei mai potuto immaginare di trovarlo in forma come in questa campagna elettorale, ci guarda tutti negli occhi e ci dice: ve lo dico io, perché la dobbiamo fare questa alleanza. E noi tutti zitti lì, canno bindadattera. E allora quella è stata un'ulteriore spinta. Io veramente adesso non voglio dimenticare nessuno, Simona l'avete vista, anche lei è una forza, anche lei con la sua serenità, ma con la forza di fare 1000 incontri, mettersi a disposizione, fare tutto quello che era necessario. Francesca, tutti gli altri, Paolo Porcella, la disponibilità incredibile, la generosità nel candidarsi fino all'ultimo. Ha resistito, ha provato a resisterci, ma non ci è riuscito neanche lui, perché giustamente diceva: io non mi sono mai candidato, non voglio, vi do una mano da fuori. È necessario che noi dimostriamo che siamo classe dirigente, che le persone per bene che si sono fin qui impegnate solo nelle associazioni culturali diano
il loro apporto. Sicuramente ho dimenticato qualcuno, ma non lo volevo fare. Marco Murgia non posso dimenticarlo perché lo conoscevo naturalmente io come cronista, lui come già protagonista della politica, ma nel primo incontro che abbiamo fatto a Bauladu, lui ha fatto l'intervento che io non ero mai riuscito a fare, neanche a pensare, perché lui ha fatto in quell'occasione l'intervento vero, dicendo quello che deve essere progetto di autodeterminazione. È un peccato non averlo registrato, non averlo qua, perché quello è veramente il nostro manifesto programmatico. Io ti ringrazio, ti ho già ringraziato una volta, ma ti voglio ringraziare e fare un applauso anche qua perché sei stato eccezionale. Un'altra fortissima, Brigida Carta, che ci ha proposto incontri in ogni angolo del Sarrebus, ci ricordava: guardate che non trascuriamo quel paese, non trascuriamo quell'altro, non trascuriamo niente. E abbiamo provato a non trascurare niente. Non so se riuscendoci. Un'altra forza della natura, ma l'avete sentita, non c'è bisogno che io la definisca tale, Natascia Lampis, che per me, io ne sentivo sempre parlare dagli amici dei Rossomori, ma non sapevo davvero che aveva questa energia addosso, questo argento vivo che è contagioso. Ugualmente devo dire che nei momenti nei quali c'era un po' di fiacca, ugualmente lei riusciva a darci la carica. Ne ho dimenticato sicuramente qualcuno, ma gli ultimi ringraziamenti, prima di dirvi 2 o 3 cose di politica, ma niente di, spero, noioso e niente di lungo, lo devo fare per la pazienza per 2 gruppi di persone. Una, i segretari, in alcuni casi corrispondono con i candidati, in altri casi no, con i segretari delle 8 forze che si sono messi a disposizione per questo progetto. Sono stati eccezionali, generosi. Oggi vederli applaudirsi l'uno con l'altro è stata la nostra più grande conquista. A chi ci dice che siamo divisi, a chi ci dice che abbiamo degli ego ipertrofici, a chi ci dice che era impossibile che tutte queste cose si mettessero assieme, questa è arrivata la più grande dimostrazione da questa campagna elettorale, da questa manifestazione di oggi, da come prenderemo il risultato del 4 marzo, dal lavoro che tutti insieme faremo il 5 marzo, noi credo che dimostreremo che quel luogo comune lo abbiamo già sfatato e continueremo insieme a voi a sfatarlo. Prima di parlare di nuovo di voi devo parlare di un altro gruppo, questi sono quelli che hanno avuto più pazienza nei miei confronti. Valentina Sanna, non solo candidata, non solo referente di Comunidades, ma la vera anima del gruppo comunicazione. Mario Gottardi, che ha lavorato dietro le quinte in maniera eccezionale. Stefano Lecca, che ha preparato praticamente tutti gli spot in maniera volontaria e poi, essendo una colonna del gruppo di comunicazione. Massimo Casula, che ho visto prima in sala, che ugualmente ha lavorato con uguale dedizione e con grande responsabilità. Andrea Deiana, per citare uno solo degli attivisti, praticamente si è fatto tutte le riunioni e quello che è la memoria, sarà la memoria storica delle nostre riunioni. E a questo proposito dico, voi siete i padroni di Progetto Autodeterminazione, voi che siete qua, tutti quelli che ci sostengono e ci hanno sostenuto durante questo mese di campagna elettorale, tutti quelli che voteranno per noi e quelli che non ci voteranno ma ci guardano con interesse e con cuore puro, libero e aperto. Noi, per parafrasare un altro grande indipendentista, non ce l'abbiamo solo noi, Bustiano Composto, Gavino Sale, ma c'è un altro grande indipendentista che oggi è esule a Bruxelles, nei giorni scorsi ha detto: noi governiamo non per la Catalogna, ma con la Catalogna. Ecco, noi non vogliamo governare per i sardi, ma con i sardi. E a questo proposito dico che in questo progetto, del quale vi parlo fra un attimo, non vi parlo della campagna elettorale di oggi, che per me è finita con le dichiarazioni dei miei amici e degli altri, io vi voglio già parlare del futuro, ma voglio dirvi una cosa: per me in questa battaglia ci sono tutti i sardi di buona volontà. Per me, al nostro fianco, a combattere questa battaglia, ci sono anche quelli che fisicamente non sono qua. Ci sono gli amici di Progress, che con grande generosità hanno dato indicazioni di voto per noi. Per me, noi siamo i continuatori di tante battaglie che sono state fatte nelle piazze. Per me c'è anche Claudia Zuncheddu qua con noi, che ha fatto tantissime battaglie che io non rinnego e che credo che vadano portate avanti insieme con lei e con la sua gente. C'è anche Mauro Pili per le ultime battaglie che lui ha fatto in questi ultimi anni. Per me il passato è passato, oggi siamo tutti in campo per la Sardegna. Mauro Pili e i suoi
per me sono insieme a noi e faranno la nostra battaglia, perché lo hanno già fatta e noi siamo i continuatori, ma tutti gli altri, anche qui magari ne dimentico qualcuno, tutti gli altri che ancora oggi qua non sono con noi ma condividono il nostro sentire di Sardegna libera da un gioco che sembrava essere invincibile, sono qui con noi e sono i continuatori di questa nostra battaglia, sono quelli che la devono continuare a fare insieme a noi e insieme a voi, perché come ho detto dobbiamo farla non per la Sardegna ma con la Sardegna. Cosa succede il 5 marzo? Io non lo so, io non vedo Bustia, fammi vedere. I radicali sardi che hanno dato con generosità l'indicazione di voto per noi e poi il gruppo della zona franca a Manudenta del professor Gigi Sanna che ugualmente con grande generosità hanno dato indicazione di voto per noi. Io voglio parlare del 5 marzo, voglio parlare della maratona che abbiamo già detto è iniziata, ci siamo allacciati le scarpe un mese fa, le abbiamo indossate e abbiamo finito di percorrere, stiamo finendo in queste ore di percorrere il primo chilometro. Voi ci avete messo sulle spalle, vi siete messi a vostra volta sulle spalle una responsabilità immensa. Noi abbiamo iniziato questa maratona e come tutti gli atleti per bene, come tutti gli atleti seri, dobbiamo arrivare a compimento. E questa maratona significa che noi mandiamo i partiti italiani a governare l'Italia. Significa che usciamo da logiche che ci vedono ospiti a casa nostra, significa che usciamo da logiche che non prevedono il fatto che noi siamo uomini e donne con testa, cuore e anima in Sardegna. Noi non siamo numeri, siamo persone che hanno diritti che sono riconosciuti dal fatto che siamo uomini e donne. Abbiamo il diritto insopprimibile e inalienabile alla salute, abbiamo il diritto insopprimibile e inalienabile all'istruzione, abbiamo il diritto a scegliere in quale luogo del mondo dobbiamo vivere e possiamo vivere. Non ce lo può imporre nessuno ci può trattare da numeri, nessuno ci può trattare da ospiti in casa nostra. È questa la ragione per la quale noi siamo in campo ed è questa la ragione per la quale non molleremo di un millimetro fin quando quei numeri che sono lì non verranno dimenticati. 7.000 giovani che ogni anno se ne vanno, 3.000 bambini che nascono in meno. Stamattina in un confronto in meno ogni anno rispetto a 15 anni fa. Stamattina in un confronto alla Nuova Sardegna rappresentanti dei partiti italiani dicevano ma succede in tutto il mondo. Non è vero, non è vero. Noi siamo la regione d'Europa che ha il più alto tasso di denatalità, il più alto tasso di spopolamento, il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Pensate, nonostante 7.000 giovani se ne vadano ogni anno, quelli che rimangono qua, 1 su 2 non lavora, il 56%, e il 44% di quelli che lavorano, 9 su 10 fanno un lavoro che è saltuario, sottopagato e che è inferiore rispetto alle competenze che quei ragazzi e quelle ragazze hanno conseguito attraverso il loro percorso di studio o di formazione. Noi dobbiamo completamente scardinare questo sistema. Lo dobbiamo scardinare in 2 modi. Da una parte facendo una rivoluzione culturale, non avendo paura di dire che il vero master plan della Sardegna, il vero master plan che dobbiamo costruire nei prossimi 12 mesi prima di andare a conquistare la regione, è quello in cultura e in istruzione. Un popolo che non ha cultura e istruzione è un popolo che ha già perso, un popolo che non conosce il suo passato, non solo quello storico delle Torri Nuraghi, che ha anche il passato del deserto industriale. Ho visto una bellissima foto che è stata pubblicata da Alessandro Mongili oggi che diceva, lo sapete, c'erano tutti i relitti della vecchia industria nel Sulcis. Secondo me molti ragazzi, molti bambini sulcitani ci passano davanti e non sanno nemmeno cosa hanno davanti, cosa ha rappresentato quel modello di sottosviluppo per la loro negazione di speranza, per la loro negazione di futuro. Noi dobbiamo avere il coraggio di studiarlo, di insegnarlo e di capire cosa è successo per dire mai più un modello di sottosviluppo in Sardegna, mai più un modello importato, mai più un modello estraneo alla nostra cultura, alla nostra storia, alle nostre peculiarità, alle nostre capacità, alla nostra speranza di avere un futuro qua, in questa terra, un futuro buono, non solo economicamente buono, perché la felicità non si misura solo col PIL
e con l'economia. La felicità si misura con la gioia di vivere, con la speranza, con la felicità di svegliarsi al mattino in un mondo che sia compatibile con i nostri desideri. Vincenzo Migaleddu, un grandissimo del nostro tempo, diceva: noi abbiamo il diritto a vivere sani, non a curarci. Noi non vogliamo il diritto a curarci, noi vogliamo il diritto a vivere sani. Noi non possiamo tradire quella battaglia, noi non possiamo tradire quel sacrificio, noi non possiamo tradire le speranze dei nostri figli, perché io lo leggo anche negli occhi di mia figlia, che però non parla il sardo, perché non è mainstream parlare il sardo, che però non conosce la storia della sua terra se non per quello che le possiamo insegnare io e la madre. Io lo leggo negli occhi di mia figlia, il contagio, la speranza di poter vivere qua, felice, in una terra sana, senza avere paura di avere 10 volte di più la possibilità di ammalarsi di cancro di quella che hanno i bambini che vivono in altre parti d'Europa. Noi abbiamo questa necessità, se non facciamo questa rivoluzione culturale, se non ci crediamo profondamente nel fatto che questo è possibile, siamo stati già sconfitti, siamo spettatori della vita di noi stessi, siamo annoiati. Stiamo aspettando che arrivi il giorno della morte senza pensare di poter godere davvero di quelli che sono le cose belle della vita, di godere davvero di quel paradiso che ci hanno dato. Diceva Gavino, parafrasando De André, se un paradiso in terra c'è, quello è in Sardegna, ma c'è potenzialmente, in una terra che non è povera, una terra che non è povera ma è condannata alla povertà dal modello a cui gli è stato imposto. Stamattina ho detto a Sassari, e lo voglio ripetere qua, ma lo condividiamo tutti perché io qua sono solo un portavoce del pensiero di tutto questo gruppo che per il momento sta lavorando a questo progetto nella speranza, come diceva Francesco Casula, che sia sempre più forte, sempre più ampio. Noi siamo i portatori di un'idea di Sardegna che non guardi solo verso est, noi siamo al centro del Mediterraneo, siamo fortunati perché possiamo guardare verso 4 lati, ma verso il Nord Africa non guardiamo, verso l'Europa, la Francia non guardiamo, verso Palma di Maiorca e la Spagna non guardiamo. Perché ci viene negata la possibilità di girarci agli altri 3 angoli cardinali e dobbiamo per forza solo guardare come uno che l'ha posto in basto e deve da baidare solo a Guddala? Perché? Perché siamo menomati da soli. Noi vogliamo portare una nuova idea di Sardegna all'interno delle istituzioni sarde, vogliamo liberarci dei gussi in basto che non fa che da baidare a Guddala e via. Noi vogliamo guardare a 360 gradi, vogliamo guardare al mondo, non ci vogliamo rinchiudere dentro un nuraghe, vogliamo esercitare tutta la nostra sovranità per dire al resto del mondo: questa è una terra bellissima, venite a vederla, venite a usufruirne, venite a farvi accogliere e accoglieteci se noi veniamo da voi. Scambiamoci le esperienze, scambiamoci i nostri prodotti, scambiamoci i modelli virtuosi di governo, scambiamoci la gioia e la speranza di vivere senza più catene, senza più rigidità, senza più un qualcosa dove noi non decidiamo un bel piffero. Noi lo possiamo fare governando le leggi che ci sono. Ho già detto 1000 volte in questa campagna elettorale che in Corsica l'hanno capito prima di noi. Hanno sfruttato le leggi francesi per prendere il governo della loro regione. Hanno preso il governo, hanno eletto 3 deputati su 4, hanno rivinto le elezioni regionali col 56% e hanno costretto il potentissimo presidente Macron a scomodarsi ed andare in Corsica a parlare dei loro problemi e delle loro istanze. Noi siamo più tonti, noi abbiamo meno possibilità. Noi abbiamo meno decisione nel fare questo. Io non lo so cosa pensano i sardi che non sono qua dentro o che non sono ancora convinti di dover prendere questa strada e di dover correre questa maratona insieme a noi. Io so solo che finché noi e voi ne siamo convinti, nessun traguardo può esserci precluso. Noi abbiamo il dovere morale di prendere quella strada e ce l'abbiamo unicamente per 2 ragioni. Uno, per restituire speranza ai nostri figli, e il secondo, per dare un senso alla nostra vita, altrimenti non avrebbe senso. Dunque noi vi chiediamo di fare nascere insieme a noi già il 4 marzo il caso Sardegna. Lo potete fare voi, se siete qua dentro, evidentemente ne siete già quasi mezzo convinti, no?
Lo possono fare quelli che ci stanno guardando da casa attraverso la diretta streaming, ma lo potete fare ancora in queste 3 ore di campagna elettorale che rimangono, parlando con più persone possibili e scavalcando la barriera mediatica che ci è stata frapposta per non far arrivare il nostro messaggio alla maggioranza dei sardi, ma è arrivato lo stesso a quanto pare, se siete così tanti e se vedo così tante persone anche fuori da questa sala. Abbiamo la possibilità di cominciare a mandare un avviso di sfratto alla mala politica, un avviso di sfratto alla partitocrazia italiana, un avviso di sfratto a quelli che si arricchiscono alle nostre spalle, un avviso di sfratto a quelli che ci negano il futuro. Noi siamo in campo, voi siete in campo, è solo il primo chilometro della maratona, ma cominciamo a vincere già questo primo chilometro e poi penseremo alle regionali dell'anno prossimo. Grazie ancora e forza, avanti, forza Varisi! Este de moros custa bandera, chi vorrà su coro, e porta prodonos, gloria e decoro in tutto sardomos. Este de moros custa bandera, chi vorrà su coro, e porta prodonos, gloria e decoro in tutto sardomos. Este de moros custa bandera, chi vorrà su coro, e porta prodonos, gloria e decoro in tutto sardomos. Bandera e compone gioiosa in mille costeras. Este de moros custa bandera chi fura su coro, e porta prodonos, gloria e decoro in tutto sardomos. La bandera danos idea de esa carretera, en donde manera toda pomposa bandera in aera. Este de moros custa bandera chi fura su coro, e porta prodonos, gloria e decoro in tutto sardomos. Este de moros custa bandera chi fura su coro, e porta prodonos, gloria e decoro in tutto sardomos.
canto da pintesu mia, canto in pizzinia sa chitarra de capizza e so scanto de zizi e pazzola, ascolta ia, canto da pintesu mia, canto in logo d'oro, stillo de su coro ballos, da esaoghe de Maria, canto da pintesu mia, canto di aisa cavalcata in processione, sos costume de so sardoso, con tiu barore, so scadito de Saiara, sull'urrone de Donara, baronessa tirannia, libera sa gente tua, e spiegata messa tutta, quando viero da chiamato, mere manna, mere mea. Canto da pintesu mia, séculos de mamutones e sacadores e mammoiada de obbivia. Canto da pintesu mia, sutta son murales, cantos a tenores, y sa barbaccia murla bella yoga, sa luna gusto sole, canto va ne garrasau, e fatto che non ha, dai su case su bastore, sa se ad altre colore, in su mare mura vera, salla un'edda sono tutto un pare in trullallera. Terra mia, festa secca nulla, Campidano e baronia. Oh, domo mia, tu es el via, che una stella in gusto che lu, meravigliosa. Mia, 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 e boh, mia, 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 e boh. So scadito de Saiara, sull'urrone de Donara, baronessa tirannia, libera sa gente tua, in su mare un mura vera, salla un'edda sonan tutto un pare in trullallera. Terra mia, festa de Gallura, Campidano e baronia. Oh, domo mia, tu es el via, che un stella in gusto che lu. Terra mia, tu es el via, che un stella in gusto che lu. Meraviglioso.